Devi fare il punto stampa anche con un po' di velocità perché poi abbiamo ancora videoconferenze. Ma inizierei con un paio di auguri. Oggi compie gli anni la signora Rina Penzo di Marghera, quindi qui vicino fa 105 anni, quindi facciamo gli auguri alla signora Rina Penzo di Marghera. E poi c'è un altro compleanno autorevole perché c'è un signorino che fa 25 anni, è Sammy Basso, quindi auguri a Sammy, che oggi è nato il 1° dicembre del 95 e oggi fa 25 anni. Quindi un caloroso augurio alla signora Rina e a Sammy. Passerei ovviamente a presentare il bollettino e poi due cose e fine le domande. 2.805.274 tamponi molecolari. Esattamente, se vi interessa, nelle ultime 24 ore sono stati fatti 13.835 tamponi molecolari. Dei tamponi rapidi, detti anche test rapidi, sono 994.282. Esattamente nelle ultime 24 ore ne abbiamo fatti 33.497, che sommati ai 13.000 di prima fa 47.332. Quindi nelle ultime 24 ore di test se ne sono fatti quasi 50.000, 47.332. Il numero dei positivi da inizio dell'infezione, quindi dal 21 febbraio, sono 148.127. Nelle ultime 24 ore più 2.535. I ricoverati sono 2.706, più 98. Le terapie intensive 330, ci avviciniamo peraltro alla punta di marzo che era 3,56, il 29 marzo, 330 meno 9. Totale dei morti purtroppo si galoppa verso le 4.000 unità perché abbiamo avuto 107 morti, che è la giornata con più mortalità, 3.818 persone che hanno perso la vita. Questa è in assoluto la giornata con più morti. Di tutta la fase no, ma della seconda fase sì. Se la vogliamo chiamare seconda fase, che secondo me è improprio. I dimessi sono 7.276, più 113. Quindi come avete visto abbiamo ricoverato 98, dimesso 113. Siamo sempre nella parte alta della curva, dai dati ne viene fuori insomma questo aspetto che speriamo che rappresenti non uno scalino per poi ripartire verso l'alto, ma che rappresenti una parte alta importante di stabilizzazione per poi scendere. Ad oggi però non è dato a sapere perché comunque vi ricordo che 2.700 persone ricoverate più 330 in terapia intensiva, oggi possiamo dare il dato, abbiamo passato le 3.000 persone ricoverate. Ieri eravamo un po' sotto, adesso possiamo dire che sono abbondantemente superate le 3.000 persone. Vi continuo a ripetere che è un dato che è comunque, come si può dire, improprio, pensare che abbiamo almeno un terzo dei positivi rispetto a marzo. Cioè noi facendo i tamponi abbiamo almeno un terzo dei positivi, quindi abbiamo un'incidenza molto più bassa di marzo dei positivi sui tamponi. E abbiamo più ricoverati di marzo, per dirvela proprio in sintesi, ve l'ho detto anche ieri, il che vuol dire che il distanziamento sociale langue. Vuol dire che il virus, pur essendo meno presente di marzo, perché se ho meno positivi sui tamponi che faccio, e peraltro ne faccio minimo 15 volte in più di marzo, di tamponi, o 20 volte, considerate, per darvi un dato, prendiamo i dati di oggi, per quelli che amano i miei conti in diretta.
Allora, sono 47.000 tamponi, giusto? A marzo ne facciamo 2.000. Ipotizziamo, così aiutiamo anche questi signori a fare i conti un po' veloci. Facciamo finta che siano 50.000, non 47.000. Se ne facevo 2.000 al giorno, sono 25 volte tanto, perché 25 per 2 fa 50.000. Quindi saranno 23.000, 23 volte tanto più o meno, no? Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante si trovino veramente di meno positivi, perché a marzo con 2.000 tamponi trovavamo 412 positivi. Prendiamo il dato di oggi, con 47.000 tamponi, 47.332, ne abbiamo trovati 2.535. Quindi se facessimo la proporzione, proviamo a farla? Ma proviamo a farla esatta. Allora, 47.332 sta a 2.535, come 2000 sta a X. La proporzione si moltiplica i medi e si divide per gli estremi. Però, Presidente, lei va poi a cercarselo, Crozza, No. con il lanternino, Vabbè, ma questa è una proporzione. Siamo fuori. 18.000. Sì, ci sta. Adesso, se 400 stanno su 2.000, 400 per 25 quanto fa? 4 per 2 è 8, sono 8.000, 5 per 4, 20, 10.000 tamponi. Avremmo avuto, se i 47.000 tamponi li avessimo fatti a marzo, avremmo più o meno 10.000 positivi. Invece ne avevamo, avete capito, 400. Allora, capite che l'incidenza è un'incidenza paurosa allora rispetto ad oggi. Cioè, allora ne avremmo avuti 10.000, oggi ne abbiamo trovati 2.500, cioè vuol dire un quarto. Nonostante questo, non abbiamo un quarto di ricoverati, ma abbiamo addirittura 700 persone in più ricoverate rispetto a marzo. Tutti questi conti fatti assieme a voi, prego. Presidente, chiedo scusa, siccome ci sta facendo andare i pazzi tutta questa vicenda, perché ho lettori che mi scrivono, ma allora perché abbiamo più ricoverati? Possiamo definitivamente far capire che è una distinzione da fare tra termini assoluti e termini relativi? Certo. La ringrazio per la stima. Matematica. Allora, lo ripeto in maniera molto semplice, arrotondando qualche numero. A marzo, il 21 marzo per la precisione, facevamo 2.000 tamponi quella giornata e trovavamo 400 contagiati. Oggi abbiamo fatto 50.000 tamponi e abbiamo trovato 2.500 contagiati. Allora vedete che la percentuale dei positivi sui 50.000 tamponi è molto più bassa della percentuale dei positivi di marzo sui 2.000 tamponi. Questo vuol dire che se a marzo avessimo fatto gli stessi tamponi di oggi, avremmo avuto 10.000 positivi. Quindi vuol dire che oggi abbiamo un quarto dei positivi in percentuale di quelli che trovavamo a marzo. Ci siamo fin qua. Quindi se ipoteticamente il numero di tamponi fosse uguale tutti i giorni, a marzo avremmo avuto 4 volte tanto i positivi di oggi. Nonostante i positivi siano un quarto rispetto a marzo, l'ospedale carica più pazienti. A marzo la punta era 2.004, oggi siamo verso i 3.100, cioè abbiamo 700 pazienti in più. Allora uno si chiede, ma com'è possibile? Vuol dire che il virus è mutato? Vuol dire che si va di più in ospedale? Peraltro con un quarto di positivi si va di più in ospedale? No. La verità è che arrivano più pazienti, tanto è vero lo vediamo anche sugli isolamenti, abbiamo migliaia di persone isolate, perché non c'è stato il lockdown, non c'è distanziamento sociale, gli assembramenti sono il vero veicolo del virus. Guardate, lo vedete anche nei quotidiani oggi, sono il raffronto delle curve con le misure, no? Dell'area arancione, dell'area rossa, dell'area gialla. Vedete proprio che quando diminuisce la possibilità di assembramento, vedete che le curve piegano. Allora io dico, dobbiamo attendere un'area di un altro colore per far diminuire le curve? Punto di domanda. Io penso proprio di no. Nei Veneti
rivendichiamo l'autonomia, anche questa è una forma di autonomia, no? Piegare la curva da soli. Però bisogna che ci mettiamo tutti d'impegno. Certo, anche voi quotidianamente ci riportate notizie che vanno in tutt'altra direzione, di assembramenti, di feste, di piazze piene. Punto, dico questo. Grazie per la domanda, perché qualcuno anche scrive, poi interloquendo, partendo da delle basi che oltre a non essere scientifiche, ma sono anche fantascientifiche, rispetto ai contagi, all'area gialla, all'area arancione, il fatto, cioè, arriverà qualcuno che ci dirà che abbiamo sbagliato a restare in area gialla, cioè, ragazzi, tutto dipende da noi, punto. Adesso noi abbiamo fatto, e così mi riallaccio, abbiamo fatto la videoconferenza con il governo. C'era il ministro Boccia e il ministro Speranza. Poi torneremo su, ci sarà il commissario Arcuri, ancora non è intervenuto. Guardate, io ho riportato queste posizioni direttamente in conferenza, in questa riunione, in questa videoconferenza, perché poi c'erano anche gli esponenti non solo delle regioni, ma c'era il rappresentante dei comuni e il rappresentante delle province. Allora, prima cosa, la casa si costruisce dalle fondamenta e non dal tetto, come abbiamo detto. Quindi è inutile che ci concentriamo sulla pista da sci, sul teatro o sul cinema. Decidiamo che l'assembramento è un problema, normate sull'assembramento, non sul singolo, sulla singola attività. Perché poi nascono le sperequazioni. Sarà inevitabile che il gestore del teatro ti dica: ma scusa, io sono chiuso e c'è la piazza della mia città che è gremita di persone. Sarà più sano e sicuro stare in teatro o al cinema piuttosto che stare in mezzo a una montagna di persone che magari anche non rispettano tantino le regole del distanziamento piuttosto che quelle della mascherina. Allora, ho chiesto che la norma, che ci sia una norma che abbia una ricaduta che sia perequativa, se questo è il tema. L'altro tema che ho posto è quello dei ristori. I ristori bisogna che siano una certezza. Per noi viene sempre prima la salute. Abbiamo supportato comunque una visione, diciamo, di mediana, che è quella del documento che abbiamo presentato ieri per il tramite dei nostri assessori, che è quella di dire che si potrebbe rappresentare la terza via, no? Garantire l'impianto a coloro che, l'impianto sciistico, a coloro che soggiornano nelle località turistiche, quindi evitando, diciamo, la parte dei pendolari, che non hanno una colpa perché sono pendolari, capiamoci. È un sistema per recuperare un minimo di attività, ma mi sa che non passerà, perché la punizione sentita anche stamattina è quella veramente di una punizione ferrea. Il ministro Boccia ha detto, voi sapete che io sono uscito per primo in tempi non sospetti a dire: ma cosa ci fate chiudere le piste da sci in Veneto e le lasciamo aperte in Austria, in Slovenia e negli altri paesi europei dell'arco alpino? Il ministro Boccia dice che Premier sta lavorando affinché tutti chiudano. Staremo a vedere. L'ho detto ufficialmente, per cui non è un segreto. Ultimo aspetto che ho posto, che è un aspetto di natura sociologica, se volete, no? Sociale / sociologica, che è rappresentato dal fatto che il sentiment tra la prima fase di marzo ed oggi è letteralmente cambiato. Come vi ho detto ieri, a marzo tutti avevamo paura dell'ignoto, di morire, di infettarci, e quindi eravamo un po' tutti più predisposti a rispettare qualsiasi comandamento. Oggi, purtroppo, per alcuni il Covid è un problema di chi è in ospedale. C'è un senso di responsabilità, no? Alla luce di questo io veramente ho ricaldeggiato, e peraltro i colleghi presidenti hanno voluto cogliere questa istanza assieme alle altre due delle quali vi ho parlato nel documento che è stato presentato al governo, che sono fondamentali delle campagne di informazione serie, sincere, fatte col cuore in mano, per ristabilire i collegamenti con i cittadini. Pensare di gestire il Covid da qui ad aprile
passando attraverso un'influenza che arriverà a gennaio, una campagna vaccinale, a suon di DPCM e di ordinanze regionali, anche no. Cioè voi capite che qui ci vuole un nuovo patto sociale sul Covid. Cioè quando uno vede la piazza piena, magari uno si incazza, dice no, ma perché? Però proviamo a interrogarci, se è piena, perché? Se avessero la certezza, tutti quelli che vanno a creare l'assembramento, di morire infettati, secondo voi si creerebbe l'assembramento? No. Non dobbiamo dire che c'è la certezza di morire infettati perché sarebbe una bugia, ma dobbiamo anche spiegare quali sono le ricadute di un'infezione. Oggi noi abbiamo gli ospedali al collasso. Ma dico noi, tutti i colleghi rivendicano questo tema. Cioè la pressione ospedaliera riduce la capacità di erogare servizi ospedalieri. È inevitabile, no? E rispondo anche a quelli che ci vengono a dire ma voi dovevate programmare. Noi abbiamo programmato tutto. Abbiamo 1000 terapie intensive, siamo partiti da 494. Abbiamo riaperto, riallestito 5 ospedali chiusi con 740 posti letto. Abbiamo fatto le assunzioni, peraltro l'assessore Lanzarini sta preparando un quadro dell'organico, foto organico pre-Covid e foto organico di oggi, in modo tale che chiariamo una volta per tutte anche sta roba. E anche con il bilancio delle risorse investite e tutto. Però alla fine la gestione dei picchi anche nell'erogazione della sanità li gestisci fino a un certo punto. È come se noi dicessimo che le banche sono sane, però se tutti i cittadini contemporaneamente andassero a prelevare i loro risparmi, farebbero saltare il sistema bancario mondiale, perché è inevitabile che non ci sia il controvalore di tutto quello che è stato depositato nello stesso istante. E così vale per tutti i modelli organizzativi. C'è un limite oltre il quale non riesce ad andare. E noi siamo davanti a un problema che è facilmente risolvibile se abbiamo la collaborazione dei cittadini. Io penso che la riscrizione di un patto sociale sul Covid sia fondamentale e ringrazio i colleghi che hanno condiviso con me questa sfida, l'hanno messo come primo punto delle richieste, perché comunque è fondamentale pensare che il viaggio da qui ad aprile, perché ad aprile usciremo, diciamo, da questa fase, diciamo, più o meno acute, è troppo lungo per lasciarlo in gestione ad ordinanze e a DPCM. Cioè non ce l'ho col governo, dico, metto anche il termine ordinanza che riguarda le regioni. Cioè non si può gestire con la costrizione, con l'imposizione. Il cittadino deve capire che questo percorso lo dobbiamo fare assieme, se no ci facciamo tanto male. Non moriremo di Covid, ma moriremo di altre patologie perché non riusciamo a prevenirle o peggio ancora a intervenire per tempo nel curarle. E non è una dichiarazione di inefficienza del sistema. Guardate che i nostri medici stanno facendo, cioè, non gli effetti speciali, di più da quanto bravi sono, assieme a tutti i sanitari e tutti coloro che lavorano. Quantomeno lo dobbiamo come rispetto a coloro che lavorano. Sento tutti i giorni parlare delle festività di Natale, ma si abbia rispetto di coloro che a Natale saranno negli ospedali a lavorare. Cioè che non è che moriamo se quest'anno a Natale lo facciamo un po' più la tradizionale, no? Era Friedman, il premio Nobel, che diceva che ha più bisogno uno che ha avuto e che non ha più, no? La teoria dei bisogni. Perché se ero abituato a fare la cena, il pranzo di Natale e il veglione, se tolgo uno dei due ho avuto e non ho più, quindi adesso va in crisi il sistema. Facciamolo nel rispetto di quelli che sono in ospedale quel giorno, no? Di solito si ricordano le forze di polizia, si ricordano giustamente tutti quelli che lavorano nelle giornate in cui noi facciamo festa. E quel giorno ricordiamoci i sanitari e le persone che sono ammalate. Io non ho altro da aggiungere. Se avete domande, se no torniamo su. Gli assessori sono sempre a disposizione. Filippo, Pederiva, Zambon, Giacomuzzo, Prigioni, Marchiori, Pettenò, Nuovo Emiliano. Adesso li metto tutti in fila, dai. Presidente, buongiorno. Prego, ciao. Beh, insomma, c'è molta attesa naturalmente per questi provvedimenti, per questo DPCM. Ci rincontriamo anche domani, a proposito, ve lo dico. Prego?
Ci rincontriamo anche domani con il governo. Ah, anche domani. Sì, sì. Naturalmente c'è molto... Cos'è, alle 10 domani? Domani è... No, sto chiedendo a Federico. Sì, però ho sentito che c'è un altro incontro. Ecco, senta, effettivamente lei l'ha adombrato. Io ho due domande da farle. Prego. Prima volevo raccogliere il suo pensiero su questo. Lei ha adombrato quello che può sembrare un paradosso e sarebbe perfino una beffa ingiusta, nel senso che la zona gialla del Veneto, che il Veneto secondo me meritoriamente è riuscito a difendere, mettendo in campo dei provvedimenti, potrebbe, ecco il paradosso dov'è, potrebbe paradossalmente penalizzarci. Uno, perché risparmiandoci misure più severe, purtroppo si è assistito a questi assembramenti che lei depreca ogni giorno. Due, perché si apprende che, ma qui ecco la domanda risponderà lei, il governo non sarebbe orientato a ristori riguardanti le zone gialle o sarebbe orientato soltanto in parte? E questo insomma ci danneggerebbe un poco. Da questo punto di vista c'è qualche spiraglio per quanto riguarda il ristoro delle attività economiche, anche perché, finisco, ma lo dico anche a beneficio di quelli che ci ascoltano, se la giustificazione è non prevediamo ristori in fascia gialla, perché in questo caso si tratta di ordinanze regionali, mi sembrerebbe assurdo, perché sono ordinanze regionali finalizzate alla profilassi, non è che sono delle fantasie. Chiaro. Allora, il Presidente del Consiglio, presentando il decreto che dava la possibilità alle regioni di fare attività, diciamo, di ordinanze restrittive e, diciamo, estensive, diceva: se le fate estensive dovete avere la firma del Ministro della Salute, se no voi non potete aprire di più rispetto a quello che decide il decreto. Se le fate restrittive, il governo sarà pronto con misure di ristoro, ma in maniera positiva l'ho detto, no? Perché portarsi in pancia un'ordinanza restrittiva vuol dire fare una battaglia comune. Quindi era quasi era un incentivo a dire: guardate, se le fate ci date una mano. Noi ne abbiamo fatta una, peraltro condivisa, anche se restrittiva, d'intesa con il Ministro della Salute. Prima roba, noi siamo in zona gialla perché i parametri nazionali valutati dal Comitato Tecnico Scientifico dicono che siamo in zona gialla, punto. Cioè, non è che se uno va bene a scuola alla fine è colpa sua perché ha studiato tanto. L'esame ogni venerdì fino ad ora l'abbiamo passato. Poi non è che, come si può dire, arrivano le vacanze estive da scuola e tu eri il primo della classe, non studi tutta l'estate perché tanto eri il primo della classe. E quindi non è perché la zona gialla non devi rispettare il tema dei non assembramenti, perché vorrei ricordarvi che la zona gialla, che è istituita secondo delle regole nazionali, prevede già delle restrizioni che sono quelle di base che valgono per tutti, tra le quali il divieto di assembramento. Cioè non è che se vai in zona arancione o rossa ti corrono dietro col fucile o ti arrestano e buttano via le chiavi. È divieto di assembramento. Quindi se volessimo valutare il tema assembramenti, il divieto è uniforme da un punto di vista proprio normativo, che tu sia in zona rossa, gialla o arancione, quello è il divieto. Tant'è vero che tutte e tre le zone hanno sempre per norma nazionale la chiusura dei bar e dei ristoranti alle 6 di sera, il coprifuoco alle ore 22, tutte ste robe. Quindi perché ne ho approfittato, Filippo, della domanda? Perché la narrazione del disinformato sembra che sia che la zona gialla ha delle regole particolari di lassismo. Non è così. La zona gialla è esattamente per gli assembramenti come le altre. Le altre che cosa hanno di più? La chiusura dei confini comunali. Ma in una città
non dico di milioni di abitanti, non ce l'abbiamo, di 100.000 abitanti, prendo Treviso, giusto? 80.000 ne ha Treviso. Se 50.000 persone si riversano tutte, o 30.000 o 20.000 nel centro della città piuttosto che a Verona, il sindaco ha fatto i censi unici pedonali, o Padova, dei loro cittadini, anche se il confine fosse comunale, l'assembramento comunque non è comunque appropriato. Quindi noi non siamo vittime della zona gialla, siamo vittime del non rispetto eventualmente dell'assembramento, perché è proibito dappertutto. Allora, noi cosa abbiamo fatto in più? Proprio sapendo che ci poteva essere questo rischio, abbiamo chiuso anche qui i ristori. Allora, il governo ha confermato, per voce del ministro Boccia, un fondo di 250 milioni di euro, ancora non è nero su bianco, però c'è, per le restrizioni regionali, che non sono solo quelle del Veneto, sono più regioni. Noi in una virtuale ipotetica suddivisione dovremmo avere una ventina, 19 milioni e rotti. Se andrà avanti sta roba, comunque ne abbiamo parlato anche oggi, cioè ho sollecitato anche oggi. Vale per noi, vale per l'Emilia Romagna e per altri. Allora, noi cos'è che abbiamo fatto in più rispetto a tutte le restrizioni? Perché non vorrei che qualcuno vivesse le restrizioni come regionali. Le restrizioni regionali sono la chiusura di tutte le attività commerciali la domenica. Questa è una restrizione regionale, ce l'ha solo il Veneto. Da 5 giorni, e poi scadrà mercoledì, un cliente ogni 20 metri quadrati in tutti gli esercizi, e abbiamo chiuso le medie e grandi strutture di vendita il sabato, perché la domenica erano già chiuse, il sabato, che adesso abbiamo riaperto. Cioè, abbiamo fatto 2 sabati, se non ricordo male, con la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita, 2 sabati. E la domenica è stato chiuso per tutti. Punto. Tutto il resto delle restrizioni sono restrizioni nazionali. Ma non lo dico perché devo scaricarmi di responsabilità, lo dico perché è bene che qualcuno si chiarisca anche le idee. C'è gente che scrive, che dice dobbiamo riaprire i bar. Cioè, i bar non ne avevamo sarai noi altri. Cioè. Sì, alcune informazioni sono ormai talmente di dominio comune che io mi sorprendo anche che qualcuno continua a non sapere certe robe. Quindi questa è la posizione. Però ben venga sta domanda, perché, ripeto, l'assembramento non è consentito in nessuna zona e la norma è uguale per tutti i colori di zona. Quindi è inutile dire, ma noi perché eravamo in zona gialla? Sì, in zona gialla è le stesse regole della zona rossa. Identiche. Punto. Non rubo spazio ai colleghi, soltanto un dettaglio, perché prima per il microfono non ho sentito bene. Diceva che i nostri ospedali sono al collasso o rischiano il collasso. Ho usato un termine improprio, c'è una pressione... C'è una pressione... A rischio, insomma. Sì, no, non sono al collasso, al collasso vuol dire che devi avere barelle nei corridoi. C'è una, mi scuso se l'avete percepito come un termine che è improprio, hai fatto bene a dirlo, sentiamo una grande pressione. Cioè, guardate che 330 persone in terapia intensiva più almeno altre 200 persone in terapia intensiva non Covid, sono più di 530-550 persone nelle nostre terapie intensive, quando mediamente il Veneto gestiva la sua sanità con 200 persone. Quindi vuol dire che devi togliere tutti gli anestesisti per portarli sulle terapie intensive, gli infermieri specializzati, il personale infermieristico in generale. Dietro le terapie intensive ci sono le subintensive, che comunque non è che siano una passeggiata, poi ci sono le malattie infettive. Se voi andate a Padova, al Policlinico di Padova, ma potete andare a Schiavonia piuttosto che a Treviso o da altre parti, trovate infettive piene, trovate subintensive piene, eccetera. Non abbiamo problemi di letti perché stiamo continuando ad aggiungere, ma arriveremo a un punto nel quale, io spero non si arrivi mai, poi il fattore limitante sapete quale sarà? Il personale. Peraltro devo dire, ho letto di Sant'Orso, io non entro nelle polemiche, però voglio dire una roba. Sant'Orso, a differenza della prima fase, Simoni ha mantenuto aperte le attività, anche se con i motori al minimo. La prima fase è stato chiuso tutto, punto nascita, anche pronto soccorso. Pronto soccorso. E oggi quantomeno un minimo di attività, ma
giustamente c'è Sant'Orso, ma giustamente i cittadini che sono di là hanno delle loro normali e giuste rivendicazioni. Chi non le farebbe? Ma così ce le hanno ancora di più quelli dello Schiavonia? E così ce li hanno quelli di Vittorio Veneto, che è un ospedale chiuso dedicato solo al Covid, e così a Jesolo, e così a Dolo, e così a Villafranca, e così a Villa Salus, e così a San Camillo. Cioè, per darvi una dimensione di cosa sta accadendo in Veneto, sono tanti 3.000 pazienti. Per darvi una dimensione, sono 6 grandi ospedali del Veneto, 3.000 pazienti, chiusi, dedicati al Covid. Angela, scusa. Grazie Presidente, buongiorno di nuovo. Due domande. La prima, la riscrittura del patto sociale che lei auspica potrebbe passare per delle campagne regionali, visto che ci ha detto che tutti voi governatori condividete questa richiesta? Glielo domando perché nell'attesa che magari si muova la macchina nazionale, magari sul territorio si è più veloci, e ricordo al riguardo quel precedente della ULSS 2, mi pare Marca Trevigiana, che aveva fatto quel bel video di risposta a un filmato penoso, fake, che circolava sui social. Sì. Guarda, noi abbiamo fatto anche tanto sui social perché abbiamo fatto degli spot. Ci stiamo ragionando, ti dico la verità, che se ci fosse, ma te lo dico veramente con il cuore in mano, se ci fosse una campagna nazionale, che magari noi mutuiamo a livello regionale e la diffondiamo, avremo un messaggio unico per evitare che too much information, zero information, no? Cioè troppe informazioni, zero informazioni. Cioè, e allora si decidano degli spot che siano validati dalla comunità scientifica, che siano rispettosi delle libertà individuali, che siano semplicemente informativi, fatti da grandi professionisti. Ovvio che se poi non arriva avanti niente noi ci attrezzeremo, perché noi i cittadini non li abbandoniamo. I cittadini sanno che finché ci siamo noi, qui si fa la battaglia tutti i giorni per la loro salute e per il futuro del Veneto. Questo è poco ma sicuro. Piaccia o non piaccia. A quelli che non piace aspetteranno 4 anni e 7 mesi, poi andranno a votare e decideranno cosa fare. Ma noi rappresentiamo tutti i cittadini. Okay. La seconda, in questi cromatismi che vanno di moda, par di capire che il nuovo DPCM istituirà una sorta di fascia bianca natalizia, è stata così chiamata, una gialla scolorita, insomma non saprei come altro definirla. Non lo so. Le volevo chiedere se è pensabile che la Regione faccia comunque poi un'ordinanza da zona bianca plus, ecco, per restare alle immagini allora, note. Angela, se si tratterà di affrontare questo tema e se ci saranno i presupposti nel piano di sanità pubblica, lo facciamo. Però guarda che a tutt'oggi noi non abbiamo notizia di una fascia bianca. Immagino che la scelta che farà il governo sarà quella che la fascia di minima sarà la fascia gialla. Da come parlano, io intuisco che loro useranno come, diciamo, pavimento, diciamo, piattaforma, punto di partenza la fascia gialla, e da lì in su. No, non ci vedo disponibilità a scendere ancora di un gradino. Quindi anche sulle chiusure domenicali durante il periodo pre-natalizio? No, non lo so. Non te lo so dire. Erano indiscrezioni. Considera che le chiusure domenicali è una roba nostra, veneta, perché nelle zone rosse c'è apertura domenicale. Ai centri commerciali non lo so. Non lo so perché ad oggi non esiste un testo. Leggiamo un sacco di roba sui quotidiani, però abbiamo imparato, insomma, che è bene vedere il testo prima. Zambon. Buongiorno Presidente, volevo chiederle due cose, una molto veloce. Questo ormai celebre fondo di 250 milioni, che collocazione vi hanno anticipato avrà? Direttamente in legge di bilancio? Dove? Immagino di sì, immagino di sì. E l'altra cosa è questa: i colleghi del Corriere Nazionale anticipano l'ipotesi di chiusura degli hotel in montagna per 20 giorni, che sembra prendere la montagna, chiudere la chiave e riparlarne non ne hanno poi a parlato gennaio. oggi. Non vi risulta? Se così fosse, come la prenderebbe? Che tipo di ristori bisognerebbe immaginare se si arrivasse addirittura a questo? Ma guarda, io penso che sia fondamentale che tolti i costi variabili, si debba garantire gli stipendi a chi comunque è ingaggiato e si fa la stagione. E ovviamente la mancanza di fatturato, direi proprio un modello alla tedesca puro, nel senso che percentuale sul fatturato, in Germania sono arrivati anche al 90% del fatturato mancante, si fa mese su mese, dicembre 2019, dicembre 2020,
Però ripeto, io ho ancora speranza che qualche ragionamento venga fuori, però ad oggi non c'è un testo. Io non ho visto testi e sinceramente stamattina sono fatto un bel incontro, però si è parlato di, diciamo, ad ampio spettro, non siamo entrati nello specifico. Vi aspettate domani di poter vedere un testo o no? Sì, Visto ma che domani è 2. guarda, spieghiamolo ai cittadini, approfitto della domanda. Sì, perché alla fine perché il testo diventi legge, il nuovo DPCM deve avere il voto delle regioni. Quindi è inevitabile che magari anche mezz'ora prima, ma ce lo mandino poi alla fine il testo finale. Quindi noi comunque vedremo un testo finale prima che venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Di solito funziona che te lo mandano dopo averlo costruito per strada, se mai capiterà, e ti dicono fra 2 ore vogliamo il parere della conferenza delle regioni perché verrà pubblicato. Dopo loro vedono il parere, possono acquisire, diciamo, fare modifiche oppure lasciarlo in tonso e ripubblicarlo. Quindi valuta positivamente il confronto. Lei aveva auspicato un DPCM da costruire insieme alle regioni. Io lo valuto qui? positivo se abbiamo un testo in giornata o massimo domani mattina, che ci sia modo di avere almeno una giornata per lavorarci, confrontarci e poi dar modo al governo di chiudere, perché penso debbano chiudere entro il 3 a mezzanotte perché scade il vecchio DPCM. Oggi è il primo, quindi c'è tutta domani e tutta dopodomani. Grazie. Prego. Giacomuzzo, Marchiori, Prigioni, Petenò. Buongiorno Presidente, Buongiorno. ti volevo chiedere se è stato discusso o è solo un'anticipazione di stampa l'idea di individuare i prefetti per risolvere il problema della scuola e quindi in particolare quello del trasporto scolastico, magari riuscendo anche ad individuare degli ingressi differenziati. Se ne è parlato di prefetti o no? Non se ne è parlato, però secondo Come me... lo vede allora? Posso dire, qui a noi non serve il prefetto, gli altri facciano quello che vogliono. Cosa volete mettere in dubbio? L'efficienza della regione? Il lavoro dell'assessore De Berti rispetto ai trasporti? No, era perché c'era questa Ma non lo dico voi, ma non lo sto dicendo voi. Abbiamo bisogno del prefetto per programmare i pullman, ma dai, lo sto dicendo a chi gli si fa venire queste idee. Con tutto rispetto per i prefetti hanno già altro da fare, faranno le loro attività come noi facciamo le nostre. Questa è una competenza regionale, non capisco perché si possa pensare di commissariare le regioni con i prefetti a faccia dell'autonomia. Presidente, poi per quanto riguarda un dato sono 10 anni che governiamo sta regione. Quindi la gente sa come la governiamo. Quindi eventualmente barricate. No, scusa, vedo che i prefetti vengono utilizzati per i commissariamenti dove non tornano neanche più i conti della cosa pubblica. E manda il prefetto qua da noi per gestire i pullman. Okay. Si fa un nuovo centro logistica della prefettura, dai, non esiste. Le chiederei poi un'altra precisazione. Ieri parlava in tema di mortalità, ha dato una cifra, l'1% della mortalità. In più rispetto al mese dell'anno scorso. Potrebbe fornirci il dato assoluto perché ha fatto ma ve l'ho pensare. detto... E poi se questo numero che è importante non possa dar adito e dar fiato semmai alle ragioni dei negazionisti. No, guarda che ieri tu non c'eri ieri. Sì, c'ero. Ma ieri ho fatto tutt'altro discorso. Ho spiegato che nei diversi mesi dell'anno abbiamo percentuali di mortalità rispetto al mese dell'anno precedente diverse. Ad esempio a marzo avevamo più 32 rispetto a marzo del 2019. E poi vi ho detto questo mese, anzi l'ottobre, più 1. Ma vi ho detto vi porteremo uno studio dove vi facciamo vedere negli ultimi 3 anni le mortalità totali di ogni anno e anche interpolate rispetto al Covid e anche interpolate rispetto al fatto che durante il lockdown, non dimentichiamocelo, non c'erano i morti da incidenti stradali, che non è che sono pochi. Quindi dovete attendere, guarda, abbiamo visto anche stamattina, ma c'è ancora qualche dato da far venire fuori bene in modo tale che poi avete uno studio che riuscite a fare una bella pagina. D'accordo, allora attendiamo, grazie. Sul giornale di Vicenza. Marchiori. Sì, Presidente, buongiorno. 2 domande.
Allora, la prima mi riallaccio un attimo alla domanda che ha fatto prima la collega Zambon sulla chiusura degli alberghi, eccetera, però per un discorso più ampio. Lei ha detto che spera possa venire fuori qualche ragionamento da qui alle prossime ore. Volevo capire una cosa, se dessero la possibilità di aprire le piste da sci o eventualmente accettare la proposta di cui si è parlato anche ieri di varie delle regioni alpine, eccetera, in queste piste da sci, in questi territori potrebbero andarci solamente le persone all'interno della regione, se è vero che poi eventualmente chiudono i confini regionali? Anche questo oggi non è stato chiarito, non rispetto alle piste da sci, ma in generale rispetto ai confini regionali. Poi c'è tutto il tema, il grande tema, che secondo me non è irrilevante, penso che condividiate questa visione dei ricongiungimenti familiari Sì. natalizi, no? Cioè, bisogna stare attenti anche a mettere i limiti. Ho letto di qualcuno che pensa di dire ma li concediamo fino al 20 di dicembre. A parte il fatto che ci sono problemi lavorativi, uno non è che può smettere 4 giorni prima di lavorare, ma poi c'è anche il rischio di creare una calca, un imbuto, mettendo un limite da paura. Non è di facile gestione. Vedete che se avessimo la possibilità di avere un test fai da te, veloce, molti problemi magari non saremo tutti tracciati, almeno sappiamo se andiamo a casa da un genitore anziano o da un nonno se lo infettiamo oppure no. A me sono concesso che il test funzioni, cioè adesso vedremo la validazione. Io trovo strano che in questo paese nessuno si stia interessando dei test fai da te. Cioè, se noi interrompessimo, lo dico ma non come denuncia, lo dico perché questo è un lavoro che ha fatto il dottor Rigoli e adesso c'è un'altra azienda che ha chiesto, ma se noi per assurdo interrompessimo la sperimentazione, non c'è nessuno che... I cittadini si dicono ma perché? Ma non mi sembra che la comunità scientifica sia così interessata a sta roba. Io ragiono da cittadino, non sono uno scienziato, dico che se avessi la possibilità di averlo in tasca, sto test magari lo faccio prima di una riunione, prima di un pranzo, prima di incontri, non lo so. Cioè, a me sembra... Gli altri paesi lo stanno facendo, non è che vi sto dicendo cretinate, lo stanno facendo e come al solito dopo importeremo tutto dall'estero, che va meglio. Ecco, poi un'altra domanda. Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare di cui si era parlato con saturimetri, eventualmente bombole d'ossigeno, eccetera, Si sta andando avanti, sì. Abbiamo distribuito i primi 7 o 10.000 saturimetri. C'è una gara aperta per 100.000 e si va avanti. E qui è ottima la collaborazione con i medici di base perché comunque sia le USCA, che sono le 51 USCA che noi abbiamo, che sono le unità di gruppi di medici che dipendono dalla regione che vanno a fare interventi domiciliari e ovviamente i medici di base con i loro pazienti. Va bene, grazie. Prego. Prigioni e Petenò. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Ciao. Alla luce di questo rinnovato patto sociale che si deve stabilire proprio per sensibilizzare, che ruolo dovrebbe avere la comunicazione degli scienziati, dei virologi? Anche mi riallaccio allo studio che è emerso oggi di Reputation Science, dove si evidenzia che i virologi hanno parlato troppo in maniera ondivaga e certo c'è stata trasparenza di comunicazione, ma questo magari ha creato confusione e anche non rispetto di quelli che erano gli intendimenti sociali per evitare, ecco, nel caso degli assembramenti. Allora, io ti dico una cosa, che gli scienziati se non ci fossero bisognerebbe inventarli, nel senso che sono una parte, un pilastro fondamentale della scienza, della ricerca e anche della clinica. E dopodiché, insomma, voi tutti come me avete visto di tutto, no? Penso che questo studio, io l'ho visto questo studio, i miei complimenti a chi l'ha fatto, perché comunque mi sembra che la base scientifica sia importante nello studio. E ne viene fuori giustamente lo spaccato che lo vediamo dalla parte della signora Maria. Se cominci a vedere che la reputation per alcuni è alle stelle, per altri sono ritenuti meno affidabili. Condivide la classifica che è emersa? Ah, non parlo della classifica, no. Ma adesso come dovrebbero comunicare per fare una comunicazione che sia utile? La classifica non c'entro neanche, è roba da scienziati. Ma magari faranno come si può dire, un conclave, consiglierei un conclave per stabilire
No, sì, sì, con clave, no? Con la chiave si diceva, no? No, nel senso che al di là delle battute, direi che sarebbe fondamentale che ci fossero delle... Dopo la scienza è anche libera, bisogna anche riconoscere questo, cioè non è che uno può imbavagliare, però la ricaduta sociale di una dichiarazione ha un peso. Cioè, noi quando parliamo, la grande sfida di questo punto stampa è di avere la responsabilità delle parole, perché una parola, prima ho detto ad esempio il collasso, cioè è una parola che non andava detta, no? E quindi le parole hanno un peso perché i cittadini ti ascoltano e se sei credibile pensano anche che tu abbia ragione, per cui è fondamentale che pensino sempre che quando comunicano non stanno comunicando un'assemblea di loro pari. Allora ci starebbe, no? Perché con il tuo pari fai un dibattito scientifico, discuti del vaccino, discuti della mascherina, discuti dell'aerosol, discuti di un sacco di robe sul Covid. Ma siccome noi siamo cittadini che non hanno nessuna preparazione a fare un dibattito scientifico, non abbiamo neanche il tempo di fare approfondimenti scientifici. E questo è il grande tema della comunicazione. La comunicazione scientifica non c'entra nulla con la comunicazione di massa. Questo dovrebbero capire. E quindi magari a volte dicono delle cose sacrosante, ma che hanno un impatto talmente negativo sulla comunità che diventano distruttive. Cioè, stiamo a discutere del vaccino inattivato, attivato, della fase 1, della fase 2, della fase 3, ancora per la quale non abbiamo i dati, del vaccino cinese e stanno vaccinando, si dice che sia più sicuro di quello che viene avanti. Capite che i cittadini devono sapere il vaccino, quando devo farlo, è sicuro sì o no, punto. E se entriamo troppo nello specifico diventa una babele. E lo vediamo nei sondaggi. Il 37% dei cittadini non si fida dei vaccini. E il dibattito chi l'ha fatto partire? Di certo non noi. Grazie. Pete no. Tornando alla... attenzione, quando vi ho detto dei vaccini, non sto parlando del caso specifico Covid, sto parlando del tema che ci trasciniamo da anni e che non venga fuori riferimenti a qualcuno perché non è mia intenzione. Sto parlando di uno dei temi, vi ho detto anche ieri, che ci trasciniamo da anni per non averlo mai affrontato. Presidente, tornando al confronto con le regioni, tra regioni e governo, lei parlava che serviva un confronto costruttivo e serrato. Mi pare che dalle anche indiscrezioni che ci sono sulle scelte che sta facendo il governo ci sia un certo no ad alcune richieste che venivano avanzate dalle regioni. Da queste poi anche ogni presidente di regione dà anche delle reazioni e delle risposte diverse. Lei a questo punto cosa si augura che venga fuori da questo DPCM e come vede appunto le reazioni, le risposte che finora ha avuto dal governo, anche se il confronto è ancora aperto? Il confronto è aperto. Mi auguro che questo DPCM, a differenza di tutti gli altri, sia scritto e costruito a due mani tra regioni e governo, anche perché questo è il DPCM centrale della storia del Covid. Sembreranno parolone, vedrete alla fine del Covid e direte sì, è vero, quel DPCM ha segnato la storia del Covid. E se questo non avvenisse, cioè, perché ormai si parla solo praticamente di un Covid, di un DPCM che vede le reazioni per il periodo natalizio, invece lei vedrebbe una valutazione più vasta, insomma, di questo DPCM. Di lunga gittata, ma questo lo condividono anche i colleghi governatori, e soprattutto che sia di prospettiva, perché tu non puoi dire a una persona guarda devi studiare 8 ore al giorno e poi non spiegargli che finisce l'anno scolastico, si diplomerà, verrà valutata e poi ci sono le vacanze, cioè, qua c'è solo nero all'orizzonte, non è che possiamo, cioè, ci vuole un minimo di prospettiva, no? Abbiamo visto questa mattina i dati, crescita del 4,2, del 3,2 del PIL per il 21 e per il 22, Italia. Se è così, bisogna che il DPCM dia anche una visione di prospettiva a ste robe, se no diventano epigrafe. Ma perciò a questo punto come valuta complessivamente perciò il confronto che è in corso e come pensa che dovrebbe essere questo DPCM? Io penso che i presupposti per il confronto ci siano tutti. I tempi, a differenza delle altre volte, non sono quelli
hai capito, dell'ultimo miglio che devi correre perché devi far veloce. Abbiamo davanti 48 ore, 2 giorni. Se il governo già in serata, domani mattina, manda una bozza di testo, si inizia a lavorare. Tanto ormai ce l'hanno anche i giornali, le bozze di testo, quel che capisco, ce le diano anche noi, almeno sappiamo su che bozza lavorare. E delle indiscrezioni che sono uscite appunto sulla stampa, tutte le voci che anche altri Ma sono colleghi hanno indiscrezioni. chieste oggi? Sono indiscrezioni, ad oggi non sappiamo nulla. Oh, poi attenzione, massimo rispetto istituzionale, il DPCM lo scrive il governo, noi dobbiamo dare solo un parere. Ma siccome vorremmo darlo positivo, se fossimo anche coinvolti, sarebbe l'ennesimo parere positivo che diamo. Non c'è stato ad oggi un parere negativo da parte delle regioni, nonostante qualcuno a Roma si lamenti sempre. Se Peter ne ha finito, Emiliano e poi la collega Gatti. Buongiorno. Ciao. Mi permette di essere un po' irriverente? Perché è la scuola delle danze. No, si è fissato su quello. Presidente, mi ha colpito il discorso sul patto sociale, Sì. perché abbiamo visto quello che è ormai la reazione della gente. Vado diretto, una pubblicità che ben confezionata sia anche da chissà quale regista, ormai la gente satura, chiede di lavorare, chiede di poter tornare alla vita e si sono creati movimenti, si parla di addirittura di costrizioni, insomma una politica Covid, sappiamo insomma com'è la realtà, di una dittatura, non volevo usare questo parolone. Quindi le chiedo seriamente, il governo è convinto che con delle pubblicità, che con una campagna sociale si riesca a riallacciare quella fiducia? Noi è da marzo-febbraio che siamo qui e stiamo seriamente parlando di questo problema, ma le reazioni le vediamo, basta aprire un attimo ed è festa. Altra cosa che mi ha colpito, se ho capito bene, parlava di un premier che sta cercando di convincere altre nazioni confinanti a chiudere l'ambito sciistico. Io non vedo l'Italia con una caratura, una forza così nei confronti di una Francia, di una Svizzera, di un'Austria. Grazie. No, vabbè, su quella non te lo so dire perché è il premier che lavora. Sul tema della pubblicità, io non vorrei che fosse venduta come una buttad, perché purtroppo dopo il tempo mi darà ragione. Cioè dire, problema Covid, Zaia, facciamo spot. Come l'altra volta quando qualcuno mi ha preso in giro per gli influencer, no? Poi abbiamo visto l'efficacia che hanno avuto sui ragazzi e che lavoro che si è fatto gratuitamente. Io dico semplicemente che non ci vedo altre soluzioni. Cioè, è un tema di informazione, che lo fate voi direttamente con i vostri pezzi, con i giornali, con le televisioni, con le radio, ma va fatto a 360 gradi. Dopodiché, qualcuno ritiene che i cittadini non debbano essere informati. Ok, io non la penso così. Però non vorrei che ancora per l'ennesima volta si desse fiato al mondo non del negazionismo, deve essere sempre contrario a tutto. Guardate, cioè, ad esempio, rispetto alle libertà, vorrei ricordare che nella zona gialla le libertà sono garantite. Cioè, non abbiamo divieto di transito da un comune all'altro, andiamo a lavorare, abbiamo un sacco di attività. Ovviamente c'è stata una restrizione sulle scuole e alla base della zona gialla dei grandi magazzini, scusatemi, dei centri commerciali. Questo e ovviamente ristoranti e bar. Questo dice ovvio, se poi uno dice non dobbiamo avere nessuna restrizione, io rispetto le idee di tutti, ne prendo atto, però ho l'obbligo di dirti perché ci stiamo preoccupando tutti del Covid. Sai, è come la storia del debito pubblico, tanto non è mio. Sì, domandati perché si chiama debito pubblico. Non so se mi sono spiegato. Sì, grazie. Cioè, se la percezione è quella che è un problema del tuo vicino di casa, ma non è tuo, non ne veniamo più fuori. No, io le do ragione, però vivendo il quotidiano, vedo cioè, ma anch'io vivo il ormai quotidiano, esatto, ma cosa... la gente che è satura dice Covid, si parla solo di questo. Vabbè, Quindi parliamo mi di immagino altro. anche l'impegno di creare una campagna, ma si è saturi. Sì, ma ho capito, ma scusate, stiamo parlando della più grande pandemia della storia. Abbiamo quasi 4.000 morti.
abbiamo 3.100 persone in ospedale, abbiamo avuto 148.000 persone che abbiamo identificato positive. Non mi sembra che ci sia nessuno che voglia farsi iniettare il Covid per dimostrare che non fa niente. E allora, cioè, se è proibito, se dà fastidio anche parlare della salute dei veneti, non so, diteci di cosa dobbiamo parlare. Allora forse il problema è un altro, che non si vuole sentire parlare di problemi. Allora, guardate, ma non lo dico provocatoriamente, interrompiamo i canali di collegamento. Voi non parlate più di Covid, io non faccio più conferenze stampa, vedrete che avremo l'assalto all'arma bianca per chiederci di avere informazioni, perché allora a quel punto c'è il potere che nasconde tutto. Siamo nella regione dove non c'è, è un palazzo di cristallo. Anche l'ultimo dei cittadini non può dire che non conosce i numeri della sanità del Veneto rispetto al Covid. Più trasparenti di così. A me avevano insegnato che l'informazione era la base della democrazia. Senta, senza mancare di rispetto al Premier, crede sia possibile, insomma, un piano di collaborazione internazionale? Io no. Nel Risposto, senso grazie. che non penso che abbiamo tutto questo potere d'acquisto. Vedo che condivide. Staremo a vedere con le piste da sci, rischia di essere la cartina di tornasole. Se la politica estera cade sulle piste da sci. Ci sta una caduta sullo sci. Se ci pensate, se ci ritroviamo Slovenia, Austria, Svizzera non lo possiamo dire perché comunque non rientra nel pacchetto. Francia aperte, penso che la politica estera italiana può chiuderla a 24 ore da diplomazia e metterla in soffitta. Beh, non dimentichiamo il ripatrio famoso dei nostri connazionali, che anche lì fu una debacle. Poi un'altra partita. Prego. Moscati. Sì, buongiorno. Buongiorno. Presidente. Sempre tornando no, volevo parlare della pressione degli ospedali e dei numeri rispetto a marzo che lei ci aveva dato. Sì. E una visione diversa, cioè chiedendoci il perché di questa pressione rispetto a marzo, potrebbe anche essere, non so se lei possa essere d'accordo su questo, che c'è più la consapevolezza di avere il Covid, cioè adesso si sa perché fa il tampone, una volta non si sapeva. Per cui c'era anche l'arrivare, o uno guariva, ma l'arrivare troppo tardi nell'ospedale, mentre adesso ovviamente uno chiede, sapendo che ci sono delle cure che possono essere fatte solo in ospedale, tipo il plasma o altre somministrazioni, chiaramente chiede di poter essere ospedalizzato. Però è anche vero che il turnover è abbastanza veloce, abbiamo molti dimessi anche oggi, per cui c'è questo ritmo. Quello che secondo me è il problema serio sono appunto i medici, il personale ospedaliero, i medici che sono carenti, però è anche vero che lei mi conferma, me l'aveva già confermato, che i tamponi vengono fatti dai medici. Ora, questo impegna, se noi abbiamo un numero, sempre per fare due conti, di così importanti tamponi, significa che noi abbiamo un numero elevatissimo di medici che sono impegnati quotidianamente a fare tamponi. Non è proprio così. Allora me lo spieghi? Perché da noi lo fanno molti operatori che non sono medici i tamponi. L'ultima volta che l'avevo chiesto mi aveva detto che il tampone molecolare anche no, ma il tampone rapido sì. Io l'avevo chiesto No, questo. forse mi riferivo ai medici di base che fanno il tampone rapido, ma nei nostri drive-in c'è un medico responsabile per le refertazioni, per sovrintendere, poi sono gli operatori che ci fanno sono gli operatori. Però no, comunque è sempre personale ospedaliero. è sempre personale per cui distolto dall'attività. Esattamente, se noi facciamo il conto del monte ore rispetto ai tamponi, tanto per fare due numeri. Poco ma sicuro. Se avessimo tutti i tamponcini lo faccio da soli, avremmo risolto. Allora, appunto per questo, per guardare ad una visione, diciamo, di risposta a questo problema,
Io sono abbastanza d'accordo col collega che mi ha preceduto, perché effettivamente campagne ce ne sono state fatte, informative si fanno tutti i giorni, e invece bisogna trovare qualche risultato. Io la vedrei puntare molto, molto, molto sui tamponi fai da te. Cioè questa è non voglio ripetermi ogni giorno, ma l'ho detto anche ieri, cioè se ci fosse proprio un accanimento per portare avanti questa... Sì, però guardi, è un problema scientifico, nel senso che noi non possiamo accanirci. C'è uno studio multicentrico, adesso finiranno, immagino nel giro di una settimana, 10 giorni, raccolgono i 2000, 3000, non so quanti siano tamponi che hanno fatto in doppio col molecolare, manderanno il plico a Roma per l'autorizzazione. Noi non è... Cioè, bisogna capire che questa è una roba seria, non è che tu puoi andare lì e dire dai, manda, fai, briga. Cioè, io non so neanche cosa stiano facendo, sinceramente, ma è giusto così. Certamente, ma da parte perché prima ha detto, mi sembra che questa cosa non sia stata presa in considerazione, l'ha detto prima. No, ma guardi, cioè non c'era questo interesse. A me sembra rivoluzionario, ma le posso aggiungere anche un'altra cosa che è ancora più eclatante, che quando siamo partiti con i tamponi rapidi, che non sono i fai da te, che oggi fanno la parte del leone in tutte le sanità pubbliche, avete visto, noi ne facciamo 40.000 solo di rapidi in un giorno, sono quelli che ci danno tutti questi positivi. Anche allora noi, posso certificarvelo, abbiamo telefonato, scritto per poter avere la validazione, perché noi ci rendevamo conto che quella era una via di uscita, ma era luglio, in piena estate. E alla fine sapete quando si sono decisi di certificarli? Voi non ve lo ricordate più. Quando hanno deciso di far fare i tamponi ai turisti. A quel punto hanno detto, come facciamo a fare il tampone in aeroporto e dirgli che torna dopo una settimana l'esito? A quel punto si sono accorti che avevano lo studio del Veneto con 11.000 tamponi fatti che diceva che funzionavano. Da quel momento tutta Italia i tamponi, tanto è vero che noi eravamo gli unici ad averli, poi li avevamo comprati, li abbiamo anche prestati. Era per questo che dicevo, siccome questa strada è stata battuta, cerchiamo di arrivare anche a questa seconda, perché altre strade non ce ne sono. Però se lei pensa, è nostro ruolo come amministratori stare qua tutti i giorni a parlare di tamponi, di validazioni, io immagino che dovrebbe essere un problema del mondo scientifico questo. Ma si baruffa tutto il giorno. Grazie. Tosato aveva un'altra domanda, sì. Qualcun altro? Io avevo una domanda per lei, Presidente, e poi una per l'assessore. Sì, poi vi lascio per l'assessore. Sì, più che una domanda è un commento, una valutazione. Sì. Questa proposta, questa indicazione, questa linea guida dell'Unione Europea per vietare le messe di Natale in presenza. Non l'ho mica vista, sai. E allora, premesso che penso che ci siano altri problemi che sta lì a pensare alle messe di Natale da vietare, premesso questo, lo diciamo anche da comunità, insomma, che ha delle profonde radici cattoliche, se non cristiane, anche chi è ateo ce le ha, perché comunque siamo figli di questa comunità. Premesso questo, c'è sempre il tema del tetto e delle fondamenta della casa. Il problema è l'assembramento. Se la Chiesa crea un problema, vuol dire che devi chiudere da lì in su tutto quello che è assembramento. A casa mia funziona così. Mi sembra lo spot tipo delle piste da sci. Chiudiamo le piste da sci, dopo tutte le piazze piene. Però sinceramente, cioè io non ho letto sta linea guida, però insomma, ho letto su una rivista scientifica a marzo che diceva che le celebrazioni religiose vanno vietate perché ci sono informazioni, ci sono casi, al marzo la leggevo, mi ricordo più su che rivista straniera, scientifica, perché c'era storia scientifica di infezioni avvenute durante le processioni religiose. Cioè vado a vedere che processione che c'è, non so, festa della Madonna, cioè a festa nel Sri Lanka con 10.000 persone, una roba del genere, cioè, nostre sono altre processioni, ci sono altre celebrazioni. Quindi hanno paragonato quelle infezioni a cerimonie religiose che hanno tutt'altro tenore anche come popolazione e tutt'altra, diciamo, organizzazione, per cui però insomma che l'Europa si occupi anche delle messe di Natale, ma
evidentemente qualcosa non funziona in Europa. È poco rispettoso anche a dirti, cioè. Prego, vi lascio in buone mani. Grazie. Assessore Lanzari, Grazie. poi a vostra disposizione anche Ecco. l'assessore Bottacin se serve. Grazie. Ecco, Assessore, una segnalazione che arriva da operatori sanitari dell'ULSS 3. Loro affermano che hanno fatto che da un mese a questa parte non vengono sottoposti ai tamponi. Cioè dicono, un mese fa abbiamo fatto il tampone, poi ci hanno detto che saremo sottoposti nuovamente al tampone solo in presenza di sintomi. E questo Noi abbiamo non un le piano, risulta. no, noi abbiamo un piano di operatori che lavorano dove? In ospedale? Operatori sanitari, Comunque il nostro piano di sanità pubblica prevede ogni 8 giorni gli operatori che sono a stretto contatto, quindi malattie infettive, terapie intensive, pronto soccorso, subintensive, eccetera. Ogni 20 giorni tutto il resto degli operatori. E non mi risulta che ci siano situazioni in cui non vengono fatti. Va bene, grazie. Altre domande all'assessore Lanzarin, all'assessore Bottacin? A questo punto ci congediamo. L'altro giorno ho detto li licenziamo, ma non mi è sembrato opportuno.